Benvenuti a Qua il Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Oggi siamo nella provincia di Treviso, precisamente siamo a Nervesa. Andremo a visitare dei luoghi significativi che hanno visto da vicino la Grande Guerra e un'abbazia davvero particolare. Probabilmente conoscerete Nervesa per essere stata teatro di cruenti scontri durante il primo conflitto mondiale. Del resto si trova proprio in mezzo tra il Piave e il Montello. Il nome moderno di Nervesa è Nervesa della Battaglia, un po' come i paesini che sono qui attorno, così da sottolineare la loro presenza in prima linea nel conflitto mondiale. Qui alle mie spalle troviamo il Sacrario del Montello. È uno dei principali ossari di tutta Europa che raccolgono le spoglie dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Qui ci sono le spoglie di oltre 10.000 soldati italiani. Sembra impossibile. All'epoca delle guerre che si combatterono degli scontri che si combatterono in questo luogo, la Prima Guerra Mondiale poteva essere finita già da molto tempo e migliaia di vite potevano essere davvero risparmiate. Non molto lontano dal Sacrario, sulle pendici del Montello, sorge l'abbazia di Sant'Eustachio, o meglio i resti di questa abbazia. Questo edificio ha subito pesanti danneggiamenti durante la Prima Guerra Mondiale. Era posto molto vicino agli scontri sul fronte del Piave e quindi ne risentì in modo così pesante. Questa abbazia, molto antica, almeno poco dopo l'anno 1000, godeva di molta autonomia, molti possedimenti, ma era composta da pochi monaci. Eppure aveva e controllava chiese e chiesette fino alla città di Mestre. In più era sede di ritiri e pellegrinaggi di tutti i nobili del posto. È degno di nota come tra il 500 e il 600 l'abbazia di Sant'Eustachio divenne un importante polo culturale. Per un periodo ospitò anche Giovanni della Casa e sembra che proprio qui scrisse il famosissimo Galateo. A poco più di 1 chilometro dal Sacrario, lungo questo viale alberato, troviamo il monumento a Francesco Baracca, asso dell'aviazione e artefice della prima vittoria in assoluto dell'aviazione italiana. Mentre Francesco Baracca sorvolava proprio queste zone, il suo aereo venne colpito. Non sappiamo se venne colpito da terra o da un altro aereo, o se fu proprio Francesco Baracca a suicidarsi dopo l'incendio divampato nel suo velivolo. Non sappiamo neppure se questa fu la zona precisa dove l'aereo cadde.
Però sappiamo una piccola curiosità. Nel 1923 un giovane Enzo Ferrari conobbe i genitori di Francesco Baracca e fu proprio in quell'occasione che alla madre di Francesco venne l'idea che Enzo Ferrari potesse adoperare il simbolo di Francesco Baracca nelle sue automobili, un cavallino rampante, anche se poi nel tempo venne leggermente modificato. Questi luoghi così carichi di significato rappresentano uno spaccato della storia italiana e meritano davvero di essere visitati. Alla fine del video non perdetevi la foto della settimana, inviataci da Deborah di Padova, che ritrae un tramonto di Rosà. Grazie per averci seguito, a presto!